Amici di QDP News, siamo a Giavera del Montello, a questo bellissimo festival interculturale. Venite a scoprire con noi la straordinaria bellezza delle culture del mondo. Intanto vediamo benvenuto con il bicchiere del tè tradizionale che non manca. Magari il tè non tutti uguali, ma quello del sud precisamente è diciamo più buono, più concentrato, con dei biscotti, abbinato con dei biscotti di arachidi tostati. Siamo con le amiche del Senegal che stanno realizzando delle pietanze straordinarie. Di che cosa si tratta? Sì, abbiamo fatto i nostri piatti tipici del Senegal, che abbiamo fatto gli assa con il couscous. Questo qua è il riso con le verdure. Allora, è un piatto tipico nostro, composto dalla polenta fatto con la farina di riso, la semola, cotta al vapore. Io è la prima volta che vengo a questo festival e trovo bellissima questa presenza in contemporanea di tante persone che provengono da contesti culturali diversi, da società e tradizioni diverse, e questo nel contesto di oggi secondo me è un messaggio di grande importanza, ovvero che abitiamo tutti sullo stesso pianeta, quindi avere la possibilità di guardarci più da vicino all'interno magari di un festival come questo ci permette di esplorare il mondo senza viaggiare, il mondo che viene da noi. La presenza degli ospiti tunisini qui a questo splendido festival a Giavera del Montello, che cosa vuol dire per voi? Vuol dire tanto, dopo la rivoluzione tunisina, dopo tutto quello che è stato in Tunisia e sta succedendo anche il discorso di far ripartire il turismo, far ripartire la conoscenza della Tunisia. In questo festival si può creare un ambiente nel quale i popoli diversi, culture diverse si possono conoscerci, unirsi, perché tutto inizia con la conoscenza. Se non abbiamo possibilità di conoscere uno l'altro non possiamo arrivare anche all'integrazione, perché sempre senza conoscenza c'è quello stacco e la paura. Con gli amici dell'Ucraina.